Grazie Presidente, per economia di tempo arrivo subito al dunque con l'assessore Bini. Il fascicolo relativo alla Camera di Commercio Unica sta e giace al Ministero dello Sviluppo Economico da circa 2 anni e mezzo. Quindi, considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha indicato la data a partire da gennaio 2021 per l'avvio della procedura per la costituzione appunto della Camera di Commercio Unica, questo è il sostanziale impegno che la nostra Regione ha preso con il Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda a questo punto, a fine di anno 2020, sorge spontanea, cioè qual è lo stato dell'arte relativamente a questa procedura? Grazie consigliere Capozzella. Prego, assessore Bini, 3 minuti. Sì, allora per rispondere al consigliere Capozzella, ma innanzitutto voglio sottolineare il fatto che il 2020 è un anno particolare dove le nostre attenzioni, non le nascondo, si sono indirizzate altrove rispetto al tema, seppur importante, della possibile unificazione delle camere di commercio. Relativamente alla richiesta specifica del consigliere Capozzella, è inevitabile, alla luce di ciò che stiamo vivendo, che il percorso di unificazione delle camere di commercio non possa rappresentare un'ulteriore priorità, ma verrà ripreso non appena vi saranno le condizioni. Tengo però a precisare che ebbi modo di affermare anche nell'audizione in seconda commissione il 10 ottobre del 2018 che la Regione, non avendo alcuna competenza in materia, può semplicemente favorire e facilitare tali processi, ma senza alcuna potestà decisionale. Libert, Slocar, distanziamento, scusate. Sì. Scusi assessore, prego. Allora, inoltre, come già ribadito più volte, l'idea della Camera di Commercio Unica, che personalmente ritengo anche una prospettiva valida, deve essere necessariamente strutturata partendo dalla volontà chiara e forte dei loro azionisti, ovvero delle imprese del territorio. E dallo stato attuale, dagli attori interessati, non è stata palesata alcuna volontà che vada in questa direzione, questo lo voglio sottolineare. Ogni altra richiesta rispetto alla conformazione futura delle Camere di Commercio va indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, il quale ha la competenza e di conseguenza anche la potestà decisionale per intervenire nella materia. Come sempre noi siamo a disposizione, non faremo mancare il nostro supporto al Ministro Patuanelli qualora lo ritenga, nel confrontarci anche sulla visione futura dell'assetto delle Camere di Commercio della nostra regione. Grazie. Assessore, prego, consigliere Capozzella, 2 minuti. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Effettivamente è giusto tener conto del fatto che il 2020 è un anno particolare. È anche giusto considerare il fatto che nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico una qualsiasi decisione presa in seno alla nostra Regione relativamente alle Camere di Commercio. Quello che sostanzialmente mi porto a casa dalla sua risposta è che c'è una frizione fra gli azionisti, ma che la politica, perlomeno gli esponenti della politica regionale, non sono contrari all'unificazione delle Camere di Commercio che, vorrei precisare, ritengo che la Camera di Commercio Unica sarà nel prossimo futuro, anche in una visione post-Covid, uno strumento importante, per non dire indispensabile, per affrontare le sfide che ci fronteggiano di fronte. Grazie Presidente. Grazie.